davanti, e il futuro è fatto veramente di tantissimi giorni, e questi giorni ci possono dare ancora tutti noi. Magari. Questo brano vuole essere una grande dedica a un compagno di vita, a Stefano. Caro maestro Dorazio, lei lo sa che questo per me è il momento più bello dello spettacolo. Lei mi dà questa possibilità e io ne sarò grato per tutta la vita. Una meraviglia. Anche dopo. No, perché questo strumento risale veramente, parte da molto molto lontano, la prima ipotesi di strumento a fiato, lei lo sa, di questo famoso Indios, che lui per primo ipotizzò questo primo strumento a fiato. Però le devo dare una brutta notizia. Che è morto. Purtroppo se non si cambia nome a questo strumento io non lo voglio più suonare. Perché lei lo sa, lei è un perfido, lei ha detto solo questo, sì, ma poi io ci ho riflettuto molto. Non è colpa mia, volete sapere una cosa? Questo strumento in origine si chiama kazoo. Ultimamente invece, poi come sempre accade quasi sempre, che l'evoluzione della specie, insomma praticamente adesso si chiama casu. Io sinceramente ogni sera non a caso mi si apre veramente il cuore. No, questa sera e allora io direi una cosa, ho trovato un altro nome provvisorio. Lei sa che questa sera abbiamo fatto questi annunci sul nostro sito e adesso stiamo arrivando migliaia e il nome che va più a ruba, glielo devo dire, mi dica, è Minchiu. Rimane sempre le stesse mani. Comunque, dato che non mi piace neanche questo, perché altrimenti io finisco di suonare questo strumento del kazoo. E allora datemi veramente una mano, perché sono per dare una continuità a questa cosa. Certo, e non facciamo vorrei lasciare in mezzo alla strada. Ecco, il kazoo in mezzo alla strada è pericolosissimo. Io direi questo, mandateci le cose a www.q.it, come chiamereste il kazoo, i facchinetti. Perfetto, grazie. Datemi una mano, grazie. Ma vedete il maestro Facchinetti, che sembra una personcina tanto a modo, è peggio del figlio, incredibile. E adesso invece io voglio fare una cosa, siccome di qui a pochissimo io mi immagino, no? Che sarò davanti al caminetto con la copertina sulle gambe, davanti a come no, ragazzi, io ho detto prima, ho 60 anni. È verissimo, anche se c'è da dire che se levo tutto il tempo che ho passato all'aeroporto a aspettare i bagagli, no, 11, e quindi regolarmente non posso lavorare, lavoro, capito, minorile. Adesso allora io vi voglio inquadrare tutti, perché così poi a questi nipotini glielo racconto tutto questo. Adesso io vi fatemi vedere, aspetta, tutti fate finta di essere contenti però, perché sennò vi racconto, dai! Anche adesso, quanto più bello! Meravigliosi che siete, guarda di qua! L'inzupo, che è una bella parola, eccomi qua, bellissimo. Allora io faccio una cosa adesso, questa qui la metto qua giù, così si ricorda tutto. Anzi, io faccio una cosa ancora di più, siccome se no mi dicono ma non era il concerto tuo, era quello della Mazzotti, vi inquadro anche io con voi che fate finta di essere contenti. Poi vi doppio. E allora